Anticipa il governo, annuncia la nuova ordinanza anti-assembramenti, vietata l'uscita dal comune di residenza a partire dalle ore 14. Il provvedimento in vigore già da sabato 19 fino all'Epifania. Intanto i comuni si blindano contro gli assembramenti per lo shopping. Checkpoint per entrare a Treviso, invece blocco del traffico a Padova, chiusi tutti i varchi. Dalla Marca alla Città del Santo la maggior parte dei cittadini approva le limitazioni, disposti a fare sacrifici. La salute viene prima di tutto. In Subuglio invece il mondo della ristorazione, tra ordinanze di PCM, troppe incertezze, questa confusione fa quasi più danni delle chiusure. Nel triennio 2019-2021 programmati in Veneto 4.800 interventi di lavori per quasi 5 miliardi di euro. L'assessore De Berti: miglioriamo i servizi, garantiamo l'occupazione. Rapina violenta al McDonald's della stazione di Padova, marocchino armato di coltello minaccia 2 cassiere, è stato arrestato dalla polizia. Le perle in vetro, simbolo per eccellenza della tradizione veneziana, sono state riconosciute patrimonio UNESCO, un percorso avviato nel 2013. Ben ritrovati, buonasera, in diretta come sempre il notiziario del Veneto. Partiamo come sempre con i numeri del contagio. Nuovi positivi sono ancora tanti, davvero tanti in Veneto nelle ultime 12 ore. Il report che abbiamo a disposizione in questo momento è ancora di questa mattina, ma ci racconta che nelle ultime 12 ore in tutta la regione ci sono stati 2.735 nuovi positivi, 500 a Padova, nel Padovano, 693 nel Trevigiano, 368 nel Veneziano, 505 nel Veronese, 331 nel Vicentino, 174 nuovi casi nel Bellunese, 107 nel Rodigino. Il numero dei deceduti dall'inizio dell'epidemia sale a 5.161, dunque nelle ultime 12 ore in Veneto ci sono stati 41 nuovi decessi. Sono numeri allarmanti che hanno spinto il presidente Zaia un po' a rompere gli indugi, ad anticipare un'ordinanza che era nel cassetto da qualche giorno. Di fronte all'incertezza del governo, ha detto Zaia: ci siamo mossi, sentite che cosa è stato deciso, i provvedimenti a partire già da questo sabato. La soluzione è questa: dal 19, cioè da sabato, al 6 di gennaio abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che comunque tiene un suo equilibrio, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14. Vietato uscire dal proprio comune dalle 14 già a partire da questo sabato. Bar e ristoranti aperti sempre, negozi anche fino alle 21. Ma il nuovo fronte della battaglia al coronavirus per il presidente Zaia diventa il distanziamento sociale, che deve essere garantito il più possibile, anche diversificando gli accessi ai centri storici. E dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. E quindi ho la possibilità di distribuire, se lo facciamo in maniera, diciamo, di buon senso, di distribuire anche il flusso commerciale. Resterà deluso chi avrebbe voluto un Veneto già in zona rossa, ma il presidente chiarisce. Non è che uno può inventarsi restrizioni a prescindere dal colore che gli viene attribuito dall'Istituto Superiore della Sanità. Cioè non è che tu ti inventi che fai il lockdown, perché poi lo devi giustificare dal punto di vista epidemiologico. L'ordinanza è stata già condivisa con l'Associazione dei Comuni, in queste ore sarà presentata al Ministro Speranza. Era per la verità in discussione già da una settimana, ma è stata anticipata a fronte degli indugi del governo e per intervenire contro gli assembramenti già a partire da sabato. Siamo arrivati a giovedì, a me ancora non è ben chiaro cosa accadrà. Ha aggiunto poi Zaia che la gerarchia dei provvedimenti impone che qualsiasi intervento più restrittivo del governo per questo periodo natalizio avrà precedenza sull'ordinanza. A spingere il Veneto a giocare d'anticipo i numeri: 3.331 pazienti attualmente ricoverati negli ospedali, 378 di questi sono in terapia intensiva. Numeri pesantissimi sui quali il governatore è tornato a chiedere rispetto per il lavoro dei sanitari e la gestione dell'emergenza. Vorrei che la nostra sanità non venisse descritta come una macchina scassata, perché non se lo meritano i nostri operatori, non se lo meritano tutti coloro che lavorano nei team dell'organizzazione, e non ce lo meritiamo neanche noi. Nel punto stampa di domani l'ordinanza sarà presentata nel dettaglio. È stata definita dalla dottoressa Russo un atto di reciproca responsabilità. Sono delle restrizioni che hanno un prezzo, ne abbiamo parlato stamattina, ma è un prezzo totale di questo tipo di andamento dell'epidemia che bisogna dividere, e quindi tutti ne paghiamo insomma una parte.
Intanto è arrivato il bollettino serale, allora ci aiutiamo con la grafica per vedere i dati. 1993 nuovi casi, questi appunto nelle ultime 12 ore, che vanno a sommarsi a quelli che vi abbiamo dato prima, mentre i decessi salgono a 5.232, dunque rispetto ai 5.120 di ieri sera sono 112 nuovi decessi in tutto il Veneto a causa del Covid-19. Andiamo a Padova, sabato e domenica stop alle auto in centro storico, varchi dalle 10 alle 19, il sindaco difende il suo provvedimento, si scusa con i commercianti ma dice sono disposto anche ad interventi più duri di così. L'ordinanza firmata è proprio per emergenza sanitaria. Io capisco e so perfettamente che si creano dei problemi per i bar, per i commercianti, per tutti quanti, sono un imprenditore, però non è possibile continuare con questo sistema, avere rianimazione strapiena. Padova chiude l'accesso alle auto al suo centro storico e chiede ai non residenti di non andare in città. A firmare l'ordinanza è il sindaco Sergio Giordani, che spiega come Padova vivrà un fine settimana in tono minore. Stop al videomapping che illumina palazzi e piazze del centro, dissuasione alla circolazione delle persone, ma nessun vincolo per i residenti che potranno entrare e uscire liberamente dai varchi posti nel perimetro della circonvallazione interna della città. Mercati aperti ma con i controlli previsti dall'ordinanza regionale, multe salate per chi non rispetta il provvedimento. È sufficiente secondo lei limitare il blocco della circolazione delle auto? Lo dico sabato. Nei nostri programmi vuol dire portare via più o meno il 30% delle persone. Per cui dovremmo raggiungere una cosa abbastanza logica, se no interverremo ancora di più. Al blocco imposto dal Comune di Padova si aggiunge l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Luca Zaia, che chiude tutti i comuni dalle 14 dal prossimo sabato. Provvedimenti necessari che saranno ripetuti in modo più duro durante le feste se non interverranno misure da parte del governo, aggiunge Giordani, che rivolge un ringraziamento particolare da imprenditore ai commercianti e alle categorie economiche. Hanno capito che è emergenza vera. Io sono un imprenditore alla fine e so quanto costi a loro questa situazione. Io spero nei ristori da parte dello Stato. Andiamo a Treviso con i 5 checkpoint nel centro cittadino e 40 operatori tra vigili e volontari in azione per controllare. Ed è una Padova dove tutti veramente si stanno organizzando per fare le ultime spese di Natale, quella di questa giornata in cui sono state annunciate varie ordinanze che limitano la circolazione nei giorni di festa e intanto nel prossimo fine settimana. Pacchi e pacchetti, borse e borsette, un centro che pullula di acquisti in questo giovedì prima delle chiusure. L'ordinanza della Regione Veneto e del sindaco di Padova è conosciuta da tutti e considerata inevitabile anche dalle categorie economiche. L'ordinanza del Comune di Padova non ci stupisce perché dopo quello che è successo nello scorso fine settimana un po' tutti avevano lanciato un po' l'allarme e quindi di fatto c'è questa ordinanza. Tra chi passeggia in centro anche una coppia di turisti di Reggio Emilia. Siamo venuti a dare un'occhiata. D'accordo anche loro con le chiusure, come i padovani. No, benissimo, perché la salute è la prima cosa e qua si rischia molto e quindi sono perfettamente d'accordo. Siamo stati avvertiti in tempo, per cui ognuno adesso sa come comportarsi. Essendo padovana io le spese le faccio prima e sabato e domenica faccio l'albero, il presepe, buonanotte a tutti. Dovevano pensarci ancora ad agosto comunque, quando si era a un punto che le persone, c'era già una crisi ad agosto, potevano chiudere allora, non adesso. Purtroppo ci sono dei sacrifici da fare, li faremo, saranno delle feste particolari. Pazienza, speriamo che passi presto. Un brindisi per chi, come questa giovane infermiera in un reparto Covid, passerà il Natale lontano dalla famiglia. Sarà difficile, ma appunto meglio per la mia famiglia che rimanga qui. Come si vive in questi giorni, visto che lei appunto lo sta vivendo proprio in prima linea? Purtroppo c'è tanta paura, i pazienti in primis perché ovviamente arrivano impauriti, non sanno cosa aspettarsi, in realtà anche noi siamo molto provati, questo sì, purtroppo qualcuno deve farlo e ce la faremo.
Questi erano i padovani, adesso andiamo a Treviso per vedere il provvedimento che ha presentato oggi il sindaco con i 5 checkpoint attorno alla città. Il piano scatterà in caso di assembramenti o flussi fuori controllo, come è successo lo scorso fine settimana in Calmaggiore, ma ora l'eccezione diventa la regola da qui al 17 gennaio e coinvolgerà l'intero centro di Treviso, dove saranno 5 checkpoint attivi, oltre a Calmaggiore, lato Duomo, anche Ponte San Martino, via Sant'Agostino, via Barberia, via Martiri della Libertà. Dove terremo monitorata la situazione attraverso le videocamere di sorveglianza nel momento in cui dovesse manifestarsi un numero troppo elevato di persone che affluiscono in centro storico e quindi verrebbe a mancare il distanziamento sociale, interverremo chiudendo questi varchi. Oltre agli occhi elettronici, a presidiare fisicamente i checkpoint ci saranno 40 uomini tra agenti di polizia municipale e volontari di protezione civile. Insomma, il centro non sarà chiuso, ma i flussi regolamentati nel caso di assembramenti. Questo significa che a fare la differenza ancora una volta saranno i comportamenti individuali. Da qui il messaggio del primo cittadino a trevigiani e non. L'appello è quello di valutare in coscienza e con grande responsabilità quando e dove andare ad effettuare le compre in previsione del Natale. Ok allo shopping quindi, ma con criterio. Facciamolo con un occhio di attenzione e soprattutto con tanto rispetto nei confronti di chi non c'è più, di chi sta soffrendo e di chi sta lavorando per gestire questa emergenza sanitaria. I numeri sono drammatici, ma è giusto intervenire. Così hanno commentato le parole del sindaco Conte, questo nuovo provvedimento, proprio i trevigiani. Cosa vuole che le dica? Ho appena perso mio marito di Covid. Immagini lei, cosa vuole che le dica? Non lo so. Basterebbero le parole di questa signora in Calmaggiore per andare alla sostanza della questione e quindi dei provvedimenti che hanno preso forma, da ultima l'annunciata ordinanza di Zaia. Visto gli ospedali, visto i numeri che ci sono, secondo me è giusto chiudere, fino all'Epifania almeno. La situazione è gravissima, i numeri sono allarmanti, bisogna prenderne atto e adeguarsi. Forse anche tardi. Non tutti però sono della stessa opinione, c'è chi guarda anche alle esigenze pratiche di ogni giorno. Non ci voleva secondo me, perché io voglio andare a Silea a un grande supermercato o a Quinto, io abito a Treviso, non potrò andare, cioè assurdo. E questo in una Treviso che ha generalmente ben accolto l'ordinanza antiassembramento del sindaco, che resta comunque in piedi al di là delle decisioni regionali e nazionali. Così riusciamo a contenere il virus e riuscire a cercare di non chiuderci di nuovo tutti quanti in casa. Assolutamente bisogna rispettare le regole e sapersi comportare. Controllare che ci sia un flusso che, come è stato visto la settimana scorsa, c'era un disastro di gente in giro e quindi molto pericoloso. Secondo me si doveva fare prima, troppa libertà. Signor condivide? Sì, sicuramente sì. La gente tardi se ne frega, questo fregandosi che comporta problemi altrui. L'ordinanza antiassembramenti convince anche parte dei commercianti come Vito Miscioscia, da decenni negoziante del centro. È giustissimo, assolutamente, abbiamo assistito a un assalto senza precedenti, quel tipo di euforia fa solo male in questo periodo. Nei piccoli negozi, va detto, i flussi sono già regolamentati, in tanti, anche del centro, si entra già 1-2 alla volta. Per il negozio non cambia niente perché le persone seguono le regole e sono quelle che hanno sempre fatto, quindi cambia poco sinceramente. Andiamo a Bassano del Grappa, uno dei posti più turistici della nostra regione, per sentire le reazioni dei ristoratori. È un disastro, cioè peggio di così credo che non potrebbe andare. Poi sotto Natale, che era un attimo un momento di recuperare qualcosa. Un duro colpo per chi in quel periodo ha da sempre registrato guadagni sicuri, ma la probabile zona rossa a Natale porterebbe con sé altre problematiche da dover risolvere già fin da ora. Dobbiamo fare degli ordini proprio oggi, per la prossima settimana, e siamo fermi, non sappiamo cosa fare. Poi anche i fornitori, anche loro sono in stand-by, non hanno pochissima merce, per cui rischiamo di non trovare merce, e i prodotti deperibili anche loro ne comprano pochi, per cui è proprio quest'anno l'incertezza totale. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco.
Ripartiamo da un intervento forte della Regione del Veneto per tutelare i lavoratori e le aziende che lavorano secondo i principi di legalità e sicurezza. Così la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, che ha presentato il protocollo siglato con i sindacati per quasi 5.000 interventi di valori pubblici per un valore di 5 miliardi. Nel triennio 2019-2021 in Veneto sono stati programmati 4.853 interventi di lavori per 4,8 miliardi di euro. Un volano straordinario per l'economia regionale se si pensa che l'anno scorso la quota di lavori aggiudicata da imprese venete è stata il 76% in termini numerici e il 56% in termini di importo. Circa il 50% di questa somma va nell'edilizia sociale, nell'edilizia sanitaria e nell'edilizia abitativa. Abbiamo un 38% che è indirizzato alle infrastrutture e un 10% circa alla difesa del suolo. Che tipologia di interventi nello specifico? Il 40% sono manutenzioni di questi interventi, 28% nuove costruzioni e il 25% recupero, restauro e ristrutturazione. A tale scopo la Regione ha siglato un protocollo d'intesa in materia di appalti con l'Associazione dei Comuni del Veneto e l'Associazione Piccoli Comuni, l'Unione delle Province della Regione e CGIL Cisle-UIL. Protocollo d'intesa ovviamente che ha l'obiettivo di condividere delle buone pratiche, perché quello che fortemente chiedevano i sindacati, delle buone pratiche nella gestione degli appalti pubblici, dei protocolli un protocollo che guardi alla tutela del lavoro, ma che abbia anche la finalità di sottolineare la necessità della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza di quelli che sono l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Obiettivo del protocollo d'intesa è dunque non solo migliorare la qualità dei servizi pubblici garantendo occupazione e diritti e tutele dei lavoratori, ma anche favorire la trasparenza nelle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici e delle concessioni, rafforzando il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale. Cronaca, è durata pochi minuti la fuga di un marocchino che ha rapinato al McDonald's della stazione di Padova armato di un coltello da cucina. L'uomo da poco aveva finito di scontare una pena ai domiciliari, è stato arrestato. È entrato nel McDonald's di Piazzale Stazione, ha estratto un coltello minacciando le due cassiere, poi ha tentato di fuggire con 800 euro di bottino. Una rapina violenta, quella messa a segno alle 20 di mercoledì da Abdellatif Kettah, 31 anni, marocchino, arrestato in pochi minuti dagli agenti delle volanti in servizio nella zona. Aveva minacciato due cassiere del McDonald's della stazione con un coltellaccio, quindi con un coltellaccio proprio da cucina con una lama di 18 cm. È stato possibile intercettarlo e individuarlo e bloccarlo senza che nessuno si sia fatto male, proprio grazie alla grande professionalità dei nostri poliziotti. Con l'ausilio del reparto prevenzione del crimine siamo intervenuti. Questo in quel momento stava raccogliendo del denaro che era stato buttato per terra in modo pretestuoso dal titolare per dare la possibilità al suo collega di chiamare appunto il 113 per avvisarci che c'era una rapina in atto, e quindi ha cercato di darsi la fuga, ma prontamente è stato rincorso, bloccato, disarmato e abbiamo avuto la possibilità anche di recuperare tutto il denaro che era stato asportato. Un soggetto ben noto alle forze dell'ordine, il marocchino, libero da poche settimane dopo che aveva finito di scontare agli arresti domiciliari una pena per lo stesso reato. Le perle in vetro, simbolo per l'eccellenza della tradizione veneziana, sono state riconosciute patrimonio UNESCO. Guardate. L'arte delle perle di vetro è stata ufficialmente inserita nella lista UNESCO. Siamo commossi e onorati di aver contribuito a questo prestigioso riconoscimento che, soprattutto in questo momento storico, rappresenta un segnale di speranza, di rinascita, di fiducia per il futuro della città e delle sue tradizioni. Durante il percorso iniziato nel 2013, i lavori sono stati coordinati dai Ministeri per la Cultura dei rispettivi paesi. Per Venezia si tratta della prima iscrizione di un elemento immateriale nella lista UNESCO. Il Comune di Venezia ha sin da subito voluto sostenere con entusiasmo questa candidatura internazionale che vede Venezia, l'Italia a capofila, consapevoli che l'arte delle perle di vetro rappresenta non solo un'eccellenza del territorio, ma un sapere tradizionale tramandato da oltre 700 anni.
L'arte delle perle veneziane è un vero e proprio patrimonio di conoscenze, memorie, espressione di linguaggio, tecniche, innovazione, creatività, un valore identitario, culturale, condiviso che non può e non deve essere perso. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Brugnaro e dal presidente Zaia. Il dossier ha evidenziato le diverse lavorazioni, perle a lume, da canna, infilatura di minuscole perline di vetro. Il riconoscimento di oggi va alle tante donne e ai tanti uomini veri e propri maestri dell'arte perliera che continuano con grande passione, con grande dedizione ad impegnarsi per poter tramandare alle future generazioni la conoscenza di una delle eccellenze del nostro territorio, di una delle arti più preziose. Non semplici oggetti, ma ciascuna perla, unica per realizzazione, racconta una storia, un momento, un vissuto di chi con maestria l'ha creata. L'iscrizione auspica di sensibilizzare sempre più sull'importanza di questo patrimonio culturale, sulla necessità di salvaguardarlo, intensificando e allargando le occasioni di trasmissione e scambio. E questo per noi era l'ultimo servizio. Vi ricordo i contatti a cui potete inviarci le immagini, i video delle natività che avete creato nelle vostre case, il 351 17 55 340, questo è il numero WhatsApp appunto a cui inviare i video, possibilmente in orizzontale e almeno di una ventina di secondi. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Ci attende ancora una giornata dal tempo asciutto e stabile, con qualche raggio di sole in più rispetto ai giorni scorsi. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 18 dicembre. Sul Veneto al mattino saranno possibili locali nubi basse e nebbie, in dissolvimento comunque con il passare delle ore. Per il resto prevarranno ampi spazi di sereno e un maggiore soleggiamento. Non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, giornata anche qui con tempo stabile ed assolato ovunque, salvo qualche locale fostia al mattino. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, anche qui il sole sarà decisamente prevalente con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.